Si sono svolti ieri i funerali delle vittime a Ravanusa, grande la partecipazione, ampia la commozione. Presentato il nuovo CDA della Fondazione Teatro Pirandello, al via la nuova stagione. Un appello del Presidente dell'Ordine dei Medici alla vaccinazione per i più piccoli fatti ai pediatri. Ad Agrigento il convegno sulle giornate di medicina interna e lungodegenza. Celebrati i 70 anni dell'Associazione Arbitri, una panoramica sportiva dei campionati di calcio, gironi di eccellenza e promozione. E benvenuti al tradizionale appuntamento del nostro telegiornale di TVA Notizie. Apriamo il nostro telegiornale con un silenzio e commozione a Ravanusa per l'ultimo saluto alle 9 vittime dell'esplosione delle 4 palazzine avvenuta sabato 11 dicembre scorso. Vediamo il servizio. Silenzio e commozione a Ravanusa per l'ultimo saluto alle 9 vittime dell'esplosione di 4 palazzine avvenuta l'11 dicembre scorso per una fuga di gas. Esequie di Stato in piazza Primo Maggio, gremita per l'occasione davanti alla chiesa di San Giacomo, a poche decine di metri dalla via Trilussa dove è successo il disastro. Presenti tra gli altri il Ministro per le Infrastrutture Enrico Giovannini, il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, il Presidente della Regione Nello Musumeci, i sindaci dell'Agrigentino, il Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, il Capo del Dipartimento, il Capo di quello nazionale dei Vigili del Fuoco Laura Leo e i cittadini intervenuti. Tutto il paese si è ristretto davanti alle bare allineate. Il Corso della Repubblica, listato a lutto con tante corone di fiori, dove spicca il gigantesco cuore con la foto dei coniugi Selene Pagliarello e Giuseppe Carmina e uno più piccolo con la scritta di Samuele con accanto anche un piccolo peluche. 9 i deceduti: Piero Carmina di anni 68, professore, la moglie Carmela Scibetta 60 anni, Maria Crescenza Zagarrio 69 anni, Calogera Gioacchina Minacori 59 anni, Selene Pagliarello a 9 mesi di gravidanza e il marito Giuseppe Carmina 35 anni, Angelo Carmina 72 anni, Giuseppe Calogero Carmina padre e figlio rispettivamente di 60 e 33 anni. L'omelia è stata presieduta da Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, che ha dichiarato: si è fatto buio nelle famiglie che fino alla fine hanno sperato in un miracolo anche in una sola previdenziale coincidenza. Fatto buio nelle loro famiglie che fino alla fine hanno sperato in un miracolo o anche solo in una provvidenziale coincidenza. Si è fatto buio nella comunità di Ravanusa che nell'esplosione insieme ai suoi figli ha perso un pezzo del suo spazio urbano, una traccia della sua memoria. Ma ha perso anche la possibilità di sentirsi al sicuro su un sottosuolo che si è dimostrato compromesso e dentro strutture che si sono rivelate precarie. Quindi l'intervento del sindaco della città di Ravanusa, Carmelo D'Angelo, che ha ringraziato quelli che si sono prodigati per l'occasione, una tragedia che ha sconvolto la nostra comunità. Ha sconvolto la nostra comunità ed ha spezzato le vite e i sogni di 9 persone che stavano nel posto che riteniamo, anzi ritenevamo il più sicuro, la casa. Un'esplosione, una deflagrazione, un crollo, di cui ci auguriamo vengano appurate le cause e le responsabilità, ma che al di là di tutto hanno segnato per sempre la storia di questo Paese, perché noi non dimenticheremo. E riparte il teatro ad Agrigento, stamani una conferenza stampa di presentazione del nuovo CDA, formato da Alessandro Patti nella qualità di presidente, il suo vice Andrea Cirino, Gaetano Eroe Giuseppe Miccichè, Salvatore Nocera Bracco consiglieri, presente anche il direttore generale Salvo Prestia e quello artistico Francesco Bellomo e il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè. Per l'occasione è stato anche illustrato il nuovo cartellone artistico.
Sindaco, una giornata importante per Agrigento, oggi riparte il teatro. Sì, oggi è una giornata importantissima per Agrigento, riapre la stagione teatrale, abbiamo presentato il nuovo CDA dello Statuto della Fondazione Pirandello, ho detto che il Comune è proprietario del teatro, ma è anche il padre della Fondazione Pirandello, del Teatro Pirandello. È stata proprio concepita, voluta, creata, curata dal Comune di Agrigento. Adesso ho dato ampio campo libero al CDA da me nominato per 4/5, c'è anche il nuovo direttore artistico che è Francesco Bellomo, il direttore generale che è Salvo Prestia. Spero che saranno in grado, e ne sono certo, di far crescere culturalmente, artisticamente, turisticamente la nostra città anche attraverso proprio l'arte del teatro. Presidente, oggi parte una nuova stagione, un nuovo cartellone, ma soprattutto una nuova epoca per la Fondazione Teatro Pirandello. Sì, esattamente, finalmente ci siamo, si riparte, sono stati giorni, settimane e giorni frenetici dal nostro insediamento che è avvenuto veramente pochi giorni addietro, abbiamo avuto mille incombenze cui far fronte, a cominciare dalla ripresa con la messa in scena dell'Enrico IV, dopodiché ci siamo rapidamente attrezzati per arrivare a questo momento che è un momento importante per la vita della Fondazione, che è quello della presentazione del cartellone della stagione teatrale. Un cartellone che per quanto sia figlio di una fase di transizione come quella che stiamo vivendo e che quindi comunque mantiene fede a una linea che ci siamo dati, che è quella di non avere nella minima intenzione di fare terra bruciata e anzi avere l'intenzione di conservare quanto di buono è stato sinora fatto, quindi segna questo momento, ovviamente dando anche degli inequivocabili segnali su quella che sarà la linea politica di questa fondazione, quindi cercare di ampliare quanto più possibile la nostra offerta culturale. Come vedrete e vedete non è solo una stagione di prosa, c'è dentro tanto altro, ci sono tante altre belle realtà e soprattutto ci sono anche delle grandissime e bellissime realtà agrigentine. La prima, per la verità, quella con cui si parte, non è semplicemente una realtà, è un gigante, ed è Michele Guardì, che ci regala un'anteprima assoluta, una prima assoluta che verrà messa in scena al Teatro Pirandello col caso Tandoi, un caso che tutti gli agrigentini conosciamo, un caso giudiziario, un caso che ha appassionato tanti, e adesso avremo la possibilità di vederlo in teatro. Francesco Bellomo, nuovo direttore artistico del Teatro Pirandello, sotto quale impronta parte la nuova stagione? Intanto di dare al teatro una grande visibilità a livello nazionale, e non a caso il primo spettacolo, che è il caso Tandoi, una pièce scritta su un fatto che fece scalpore nell'Agrigento degli anni 60 e che riproponiamo, un caso di malagiustizia in cui un delitto di mafia venne scambiato per delitto passionale dall'ottusità di un giudice dell'epoca, e questo porterà a una grandissima partecipazione di media nazionali che hanno già dichiarato il loro interesse a questa rappresentazione, che aprirà appunto il cartellone teatrale, ed è una pièce scritta e diretta da Michele Guardì. Ma al di là di questo spunto che ci consente di iniziare in maniera assolutamente importante e forte, ritengo che quelle che saranno le nuove linee guida fondamentalmente saranno anche quelle di portare le realtà locali agrigentine a partecipare a quelle che saranno tutte le nostre iniziative, che non si limiteranno chiaramente alla stesura di un cartellone, ma riguarderanno il teatro di produzione ovviamente, riguarderanno i concerti, stagioni anche importanti musicali, e soprattutto riguarderanno, come ho detto prima, la valorizzazione anche di luoghi esterni al Teatro Pirandello dove si fa cultura. Salvo Prestia, direttore generale, si parte
con un evento dedicato a tutti gli agrigentini. Di cosa si tratta? Sì, abbiamo il piacere di annunciare anche in questa occasione che faremo un grande concerto delle feste il giorno 29 di dicembre, uno spettacolo che è stato possibile grazie all'intervento del Comune di Agrigento e dell'assessorato ai beni culturali, che siamo riusciti ad ottenere in tempi record, e quindi abbiamo il piacere di offrire alla città a titolo gratuito e quindi fino all'esaurimento posti un grande concerto di Natale il giorno 29 di dicembre alle 20:30 al Teatro Pirandello. Vi aspettiamo tutti perché sarà il primo evento di tante altre belle cose che faremo. E poche le prenotazioni per la vaccinazione dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni nell'Agrigentino. Santo Pitruzzella, presidente dell'Ordine dei Medici di Agrigento, chiede la collaborazione dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale affinché intervengano sensibilizzando i genitori a far vaccinare i propri figli. L'intervista con il presidente dell'Ordine dei Medici Pitruzzella. Poche le prenotazioni per le vaccinazioni dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni nell'Agrigentino. Santo Pitruzzella, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Agrigento, chiede pertanto la collaborazione dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale affinché intervengano sensibilizzando i genitori e far vaccinare i propri figli. È cominciata la vaccinazione per i bambini dai 5 ai 11 anni e voglio invitare i colleghi pediatri di libera scelta in particolar modo, ma anche i medici di medicina generale. Loro possono fare molto ad orientare e a sensibilizzare le famiglie, i genitori a fare vaccinare i propri figli e in particolare questi bambini dai 5 ai 11 anni. Perché vero è che l'infezione nei bambini è meno grave, ma anche loro possono finire in ospedale, possono finire in terapia intensiva. Addirittura sulla sicurezza del vaccino non abbiamo dubbi, perché non mi vengano a dire che la casistica non è molto alta, perché noi abbiamo già negli Stati Uniti d'America più di 1 milione di bambini vaccinati, così pure come in Israele abbiamo numeri alti che ci danno la contezza della sicurezza del vaccino. I pochi effetti collaterali sono la leggera febbricola o qualche dolore muscolare. Per concludere invito di nuovo a insistere, perché già hanno fatto molto i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale, ma invito anche le famiglie quindi a continuare a prenotare i propri figli per la vaccinazione. E si sono svolte ad Agrigento le 2 giornate agrigentine di medicina interna e lungodegenza post-acuzie, dalla medicina delle patologie alla sfida della complessità del paziente, il nostro servizio. Al via le giornate agrigentine di medicina interna e lungodegenza post-acuzie, dalla medicina delle patologie alla sfida della complessità del paziente. Lo scopo degli incontri scientifici nelle giornate agrigentine di medicina interna e lungodegenza svoltosi ad Agrigento è quello di mettere in rilievo e in evidenza l'importanza dell'istituzione nel sistema sanitario nazionale e in particolare quello siciliano dei reparti di lungodegenza dove vengono trasferiti e ricoverati gli ammalati post-acuzie che necessitano di ulteriori cure e approfondimenti diagnostici e clinici. Queste cure e approfondimenti variano a secondo delle patologie di cui sono affetti gli ammalati, particolarmente provengono dalle divisioni cardiologia ed emodinamica interventistica, di emodialisi e di medicina interna, diabetologia, e che necessitano di aggiustamenti terapeutici e clinici, se essi sono cardiopatici, ipertesi ed aritmici, diabetici, nefropatici e in generale affetti dalla cosiddetta sindrome metabolica, che tanto è importante gestirla perché essa è rappresentata da un insieme di fattori di rischio per malattie cardiovascolari, renali e diabete. Il direttore scientifico del convegno è il primario del reparto di lungodegenza dell'ospedale di Agrigento, il dottor Onofrio Cacciatore.
l'organizzazione tecnica è affidata alla Omnia Congress, un'azienda esperta nel settore eventi, guidata dal dottor Ugo Falsone. È chiaro che dopo quasi 2 anni di ferma dovuta alla infezione Covid parte di nuovo le giornate agrigentine di lungodegenza e medicina interna. Gli argomenti che abbiamo affrontato sono argomenti di carattere metabolico, parleremo molto di diabete, dei nuovi farmaci per il diabete. Parleremo anche di nuovi farmaci che oggi vengono usati, nuove tecniche in cardiologia, ma parleremo anche dell'interazione tra cardiologia e diabetologia. Parleremo anche nella sessione successiva, quella di sabato, parleremo anche di pneumologia, vedremo quali sono oggi le sindromi più importanti, parleremo anche, abbiamo voluto introdurre quest'anno anche le linee di base per quanto riguarda le infezioni da Covid. Abbiamo qua la presenza anche del responsabile del CTS regionale, nonché dei professori universitari che fanno parte del comitato tecnico scientifico. Affronteremo il Covid nei minimi particolari, evidenziando soprattutto e chiarendo molto le idee anche ai nostri medici presenti, perché prima di tutto dobbiamo chiarirci tra di noi e poi cercare di persuadere e capire che cosa dire alla gente. La situazione di Agrigento com'è? La situazione di Agrigento sembrerebbe ancora calma, ma è in incremento rispetto a tutte le altre province siciliane, ma certamente se noi siamo bravi e adottiamo tutte le misure e i mezzi e le misure di precauzione, tra cui soprattutto l'uso della mascherina e la vaccinazione, riusciremo a contenere il virus. Io ho presentato le linee guida nazionali sul trattamento del paziente diabetico di tipo 2, il paziente che ha una certa età, che ha l'obesità, che ha la cosiddetta pancia per esempio, quindi che già di per sé è un fattore di rischio cardiovascolare. In queste linee guida c'è un cambiamento radicale dell'approccio terapeutico, perché sicuramente l'obiettivo è quello di normalizzare o di tendere a migliorare la glicemia di questi pazienti, quindi l'equilibrio metabolico, ma il principale obiettivo oggi è utilizzare farmaci che sono in grado di ridurre il rischio cardiovascolare, vuol dire meno infarti, meno ictus e meno ospedalizzazione per problematiche cardiovascolari. C'è un'alternativa all'insulina? Certamente l'insulina rimane un presidio importante, ma proprio in questo tipo di pazienti lo dobbiamo considerare solo e esclusivamente quando non raggiungiamo un buon equilibrio metabolico utilizzando nuovi farmaci. Nuovi farmaci vuol dire GLP-1 analoghi recetterali, gliflozine, sono nomi difficili ma fondamentalmente ormai sono farmaci prescrivibili che sono in grado di migliorare enormemente la qualità della vita dei nostri pazienti, farli dimagrire e soprattutto evitare morte, disabilità, infarto e ictus. Sono assolutamente onorata di partecipare a questo evento che so appunto esserci già da qualche anno, dove appunto stiamo affrontando il tema del diabete, delle malattie metaboliche e delle terapie innovative per i pazienti appunto affetti da diabete mellito tipo 2. Ecco, c'è una evoluzione nella cura del diabete? Assolutamente sì, abbiamo dei farmaci assolutamente innovativi, farmaci che allontanano sempre più la necessità di iniziare la terapia insulinica in questi pazienti, sono farmaci settimanali spesso che il paziente insomma, può gestire con molta più maneggevolezza rispetto alla terapia insulinica giornaliera, e farmaci che intervengono prevalentemente nel danno vascolare, che è una caratteristica appunto del diabete, un evento del diabete di tipo 2, e hanno appunto azione di protezione, quindi non solo a livello renale ma anche a livello cardiovascolare. Quando una malata di diabete dimagrisce, che significa?
E di solito temiamo, quando c'è dimagrimento, che il paziente possa andare incontro al fallimento secondario, quindi non abbia più quella riserva pancreatica sufficiente a controbilanciare le iperglicemie, e questo, l'iperglicemia stessa, porta appunto al danno al livello della massa grassa e poi al livello della massa magra, quindi il paziente dimagrisce. A quel punto siamo costretti ad intraprendere la terapia insulinica, non abbiamo possibilità di intervenire farmacologicamente perché il paziente non ha riserve pancreatiche sufficienti. Parleremo dei nuovi farmaci in grado di ridurre il potassio. Questo ione ha un ruolo fondamentale nel funzionamento di vari organi e tessuti eccitabili, come il cuore, come i nervi. Tuttavia, quando aumenta a livelli pericolosi, cioè sopra 5 milliequivalenti litro, diventa estremamente rischioso per la vita. E finora abbiamo avuto a disposizione dei farmaci in grado di ridurre l'assorbimento di questa sostanza, ma non particolarmente tollerati dai pazienti. Adesso, da pochi anni e da pochi giorni in Italia, disporremo di si chiamano chelanti del potassio, che sono più tollerati e sono più efficaci e consentiranno anche di utilizzare questi farmaci laddove la somministrazione di altri farmaci necessari per la terapia di malattie gravi come lo scompenso cardiaco, come la malattia renale cronica, non consentirebbero l'impiego di tali farmaci. Quindi l'associazione con altri farmaci più importanti dal punto di vista del beneficio che il paziente ne ricava consentirà di ottenere un'alleanza, diciamo, farmacologica estremamente utile. Come valuta questa iniziativa, dottore? Questo giunto alla 6ª edizione oggi, questo appuntamento importante? È sempre, io vedo sempre l'aula piena o comunque molto interessata all'argomento. Se io faccio il confronto con gli incontri che avvengono a Palermo, adesso dopo che si sono riaperte le porte e gli incontri, i meeting che avvengono in presenza, continua a notarsi questa differenza. Cioè, c'è molto interesse qui ad Agrigento quando si organizzano questi meetings e di questo non possiamo che essere contenti. Grazie, dottore. Direi che entra soprattutto in questo tema perché si parla di diabete. Quando si parla di diabete si parla, ahimè, di cardiologia, perché ormai la correlazione tra diabete e malattie cardiovascolari è sempre più alta perché più passano gli anni e più aumentano i pazienti diabetici che molto spesso non sanno di esserlo ed esordiscono con un infarto acuto. Oggi si sono trattati dei temi farmacologici di estrema importanza, anche avvalorati alla presenza del professore Corrao, con dei nuovi antidiabetici che vengono utilizzati nei pazienti con scompenso cardiaco, perché si è visto che vi sono dei nuovi farmaci che agiscono, oltre migliorando il trend glicemico, andando a diminuire l'incidenza e la formazione della placca aterosclerotica e quindi di quegli eventi correlati al diabete come l'ictus e l'infarto. Quindi abbiamo fatto un punto insieme ai nefrologi, agli internisti, ai medici di famiglia, ai diabetologi e ai cardiologi. Ringrazio il dottore Cacciatore per l'organizzazione di questa 6ª edizione, finalmente in presenza, e che sia di buon auspicio. E passiamo ora a una notizia di politica. Forza Italia Agrigentina accoglie altre adesioni. Adesso è la volta di Raffadali, dove hanno aderito al partito, condividendo le posizioni politiche del vice coordinatore regionale onorevole Riccardo Gallo, il consigliere comunale Maria Concetta Casalicchio, la donna più votata con
con 823 preferenze alle scorse elezioni a Raffadali, poi il consigliere comunale Salvatore Cacioppo e l'assessore comunale a Raffadali al bilancio Angelo Gambino. L'apprezzamento per l'adesione è stato espresso dall'onorevole Riccardo Gallo, commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento, dall'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo e dall'assessore regionale agli enti locali Marco Zambuto. Conservazione e valorizzazione e restauro dei beni culturali sono questi i temi della terza lezione del corso di avviamento alla professione organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, con l'obiettivo di fornire ai giovani architetti gli elementi fondamentali per superare le inevitabili criticità della fase di avvio alla professione. Dopo l'apertura dei lavori del presidente dell'Ordine Rino Lamendola e della Fondazione Piero Fraccabino, hanno anche relazionato gli architetti Calogero Giglia ed Elvira Capraro, noti esperti in materia di beni culturali. Le interviste. Oggi l'incontro con i giovani colleghi tratta un tema fondamentale per noi architetti, cioè il restauro architettonico. Io oggi affronterò il tema dei beni culturali ecclesiastici che sono presenti in maniera forte nel nostro territorio. I temi trattati oggi saranno quelli della conoscenza del fabbricato, il restauro architettonico e la valorizzazione. Inoltre, oggi lanceremo il progetto Restauri Aperti in collaborazione con l'Arcidiocesi di Agrigento, la Fondazione Architetti nel Mediterraneo, in maniera tale da dare, la possibilità sia ai colleghi che ai cittadini di poter fruire del monumento nella sua interezza. L'incontro di oggi verterà sul tema del restauro dei monumenti e di come si affronta un progetto di restauro, soprattutto il cantiere della conoscenza, che è quella fase preliminare che in qualche modo racconta ciò di cui soffre il monumento per poi poter intervenire in maniera corretta. La parte conclusiva sarà invece dedicata alla manutenzione dei monumenti affinché appunto il progetto e l'esecuzione dello stesso possa in qualche modo garantire una lunga vita ed evitare ai monumenti il trauma di un intervento consistente. Permettetemi di ringraziare per l'invito per questa esperienza i colleghi e amici Rino Lamendola, Presidente dell'Ordine, e Piero Fiaccabrino. Ritengo questa iniziativa davvero lodevole, sia perché è un bel gesto dei colleghi più grandi che in qualche modo tendono la mano ai giovani, alle giovani leve. E l'Istituto Odierna di Palma di Montechiaro apre ai suoi ragazzi le porte del futuro. Inizia così per gli studenti della classe 4ª C del liceo scientifico il percorso PCTO con l'Ordine degli Avvocati di Agrigento. Non solo quindi formazione didattica in senso stretto, ma anche una finestra sulle professioni come quella forense, grazie a un protocollo d'intesa firmato con la scuola di Palma di Montechiaro, il servizio. L'Odierna è una scuola che guarda il futuro, che accompagna gli alunni nel mondo del lavoro. Sicuramente la sfida più importante per noi è preparare i nostri alunni al proseguimento dei percorsi universitari e alla conseguente immissione nel mondo del lavoro. Lo strumento dell'ex alternanza scuola-lavoro, oggi PCTO, è chiaramente uno strumento che favorisce questo contatto con il mondo del lavoro. È importante che i ragazzi già sui banchi di scuola possano in qualche modo essere stimolati ad una riflessione che indaghi in qualche modo quelle che sono le loro inclinazioni. Oggi abbiamo iniziato questo percorso di ex alternanza scuola-lavoro con l'Ordine degli Avvocati di Agrigento, per cui chiaramente il risultato sarà un approfondimento delle competenze in campo giuridico, ma sicuramente anche un efficace orientamento per le scelte future dei nostri alunni. Avvocato Gaziano, la potremmo definire una collaborazione importante tra istituzioni, quella scolastica e quella di un autorevole ordine professionale. Come presenterete ai ragazzi il vostro lavoro? Per i ragazzi questa sarà un'occasione importante per conoscere il mondo dell'avvocatura, una professione nobile
che affonda le sue radici in una lontana e antica tradizione, quella agrigentina in particolare, che ha le sue origini anche nella forma associativa odierna nel 1874. Speriamo di poter coinvolgere i ragazzi non soltanto venendo qui a scuola e affrontando tante tematiche legate alla professione forense, all'amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti, tutte diciamo lezioni affrontate proprio attraverso l'opera e la voce di avvocati che gratuitamente offriranno la loro professionalità. Ma appunto, come dicevo poc'anzi, speriamo di potervi condurre in un percorso anche dentro le aule di giustizia per farvi vedere e toccare con mano come viene amministrata la giustizia, qual è l'opera che l'avvocato svolge quotidianamente a tutela e a difesa dei diritti dei propri assistiti. Lo faremo ovviamente con la passione che ci contraddistingue ogni giorno nell'espletamento della nostra professione, e sarà un'occasione per vedere da vicino magari qualcosa che si conosce soltanto da lontano e che non si ha l'opportunità di vedere. Assistendo quindi alle udienze, avendo la possibilità attraverso gli avvocati di conoscere anche il lavoro preparatorio che c'è da parte di uno studio professionale prima di arrivare alla udienza, speriamo di potervi aprire un angolo visuale sulla nostra professione che vi faccia appassionare ad essa. Gli avvocati escono dalle aule giudiziarie per entrare nelle aule scolastiche, perché vorremmo migliorare qualitativamente il percorso formativo dei ragazzi, perché è proprio su di loro che vogliamo puntare per trattare quelli che sono i temi della educazione alla cittadinanza, educazione alla legalità. Cosa faremo? Gli avvocati succederanno per 8 incontri di 3 ore ciascuno, e l'ultimo incontro avrà la durata di 4 ore. Noi cercheremo di implementare le loro conoscenze su quelli che sono i diritti fondamentali del cittadino, quelli che sono i temi soprattutto sulle pari opportunità. Noi punteremo su questo perché vogliamo che i ragazzi imparino a prevenire, a eliminare quelle che sono le discriminazioni di genere e quei fattori di discriminazione determinati dall'orientamento sessuale, dalla razza, dalla religione. È una professione un po' inflazionata e dunque difficile, impegnativa. In molti esercitano questa professione, ma è pur vero che dà tantissimi sbocchi lavorativi. Sì, è vero che è una professione che richiede tantissimo impegno, tantissimi sacrifici, tantissima abnegazione, però vi posso assicurare che è una delle più belle professioni, anzi io direi la più bella del mondo, perché è una professione che viene esercitata con grande passione. Per fare l'avvocato bisogna esercitarla con il cuore. È vero che è inflazionata, se inflazionata significa un numero costante di iscritti, questo è un dato innegabile, però dà tantissimi sbocchi lavorativi, soprattutto negli ultimi anni in cui si sono sbloccati quei concorsi pubblici. E l'agrigentino Giovanni Buzzurro, residente in Messico da oltre 15 anni, è il nuovo presidente del Comites del Messico, Comitato degli Italiani all'estero, il servizio. Giovanni Buzzurro, residente in Messico da oltre 15 anni, è il nuovo presidente del Comites del Messico, il Comitato degli Italiani all'estero. Un prestigioso incarico che premia la figura e il ruolo di un siciliano agrigentino figlio di una bellissima famiglia, composta da 3 fratelli, Francesco e Roberto, e dai suoi genitori Alfia, Rachele e Salvatore. I Comites sono gli organi di rappresentanza degli italiani all'estero nel rapporto
con le rappresentanze diplomatico-consolari. Giovanni Buzzurro è stato candidato ed eletto nella lista Italia nel cuore, legata al MAIE, Movimento per gli Italiani nel Mondo. È stato coordinatore nazionale nello Stato del Messico nel 2018. Giovanni Buzzurro, nato e cresciuto e sposato in Sicilia con una messicana, Claudia, ha due figli, Valentina, diventata una famosa attrice, e Roberto decide per amore della moglie di trasferirsi in Sud America nel 2008. Una scelta difficile e coraggiosa per seguire la famiglia e tentare di ricostruire la sua vita, soprattutto la sua attività di artista, in una terra inizialmente diversa e lontana, ma poi incantevole e familiare e calda come la Sicilia. Dinamico, simpatico, vulcanico, nostalgico della sua terra, musicista eccellente, ha intrapreso come suo fratello Francesco la carriera musicale, divenendo un punto di riferimento con il suo basso e suonando e concertando i più importanti musicisti del Sud America, con enormi successi di pubblico e di critica musicale. Bene, linea alla regia per la pubblicità. Agricoltura ed etica e ambiente, e questo è il tema di un convegno che si è svolto stamani presso la Casa San Filippo alla Valle dei Templi, organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della nostra provincia e dall'Associazione Mediterranea Solidale. Le interviste. Assolutamente sì, l'Ordine è stato contento, ovviamente non poteva che cogliere con positivo entusiasmo quella che è stata la proposta del Presidente dell'Associazione Mediterranea Solidale, Luigi Fiore, che tra l'altro è anche un nostro consigliere, a patrocinare l'evento di oggi. Ci ritroviamo a parlare nuovamente di agricoltura, di etica, di sostenibilità ambientale, di sviluppo, e soprattutto oggi credo caleremo nello specifico. Abbiamo la presenza anche dell'università per mezzo del professore Columba, Hoffman e Bacarello, che riescono a dare anche un aspetto tecnico sulla sostenibilità economica di quello che ci sta contrastinguendo in questo periodo. L'Ordine ha già fatto e ha promosso e patrocinato diversi eventi su questo tema. Significa che questo sentire comune, l'abbiamo fatto la settimana scorsa con la legge 21-2021 sull'agroecologia, continuiamo a parlare di questi temi dove si incastonano nel tessuto molto stretto e correlato tra quella che è la disuguaglianza presente nel mondo. Lo vediamo oggi parlando dell'agrosostenibilità, parlando dell'agroalimentare, cercando di ridurre, anche secondo quello che è previsto nell'obiettivo 2 di Agenda 2030, le disparità, lo spreco alimentare, per cercare di entrare meglio nel tema su quella che è un'agricoltura fatta bene, che sia fatta secondo i principi della sostenibilità ambientale ed economica, che sia un rapporto anche etico nei confronti di quello che è il cibo e il contesto sociale pure del cibo. Oggi è un incontro interessante anche perché riusciamo sicuramente a declinare pure un'esperienza per mezzo del libro del professore Bacarello di quella che possa essere un excursus storico durato di più di 55 anni in relazione pure al settore economico. Come Ordine non ci fermiamo chiaramente, stiamo sempre presenti a discutere di questi temi e non solo, che inerenti sempre a quella che è l'agricoltura, l'ambiente e un nuovo modo di vivere il nostro pianeta. Sì, e noi intanto ringrazio l'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di cui io faccio parte per la collaborazione, il patrocinio e l'organizzazione dell'evento. Oggi parleremo della Laudato Si e dei richiami che la Laudato Si fa all'ambiente, all'agricoltura, a tutto quanto riguarda l'attività legata al mondo agricolo stesso. L'obiettivo è quello di, così come dice Papa Francesco, aprire una discussione, un dialogo con tutte le realtà esistenti, enti pubblici, privati, associazioni, ordini professionali, al fine di immettere una nuova coscienza e responsabilità nell'attività, in questo caso nell'ambito del settore agricolo, al fine di promuovere nuove iniziative e nuove attività, così come previsto e voluto dalla Laudato Si stessa. E risvolti sull'operazione Relax, una donna ex dipendente dell'associazione Suor Rosina Grua Ollus ha squarciato il velo di omertà attorno alla struttura per disabili. Questo quanto scritto nell'ordinanza del GIP del Tribunale di Termini Imerese. Il servizio. Le indagini lasciano senza fiato.
ogni più elementare diritto è stato violato con un'inusitata freddezza ed una impietosa indifferenza. Sono queste le parole del GIP di Termini Imerese Angela Lopiparo, pronunciatasi in merito all'inchiesta denominata Relax, che ha portato nella giornata di ieri a 17 arresti. Le telecamere piazzate dalla Finanza alla sua Rosina La Grua di Castelbuono avrebbero persino immortalato gli abusi sessuali di un paziente su una giovane ricoverata. E tutto questo sotto gli occhi degli indagati, che non avrebbero mosso un dito. In un caso, il 20 marzo scorso, uno dei disabili sarebbe finito persino in ospedale, poiché avrebbe ingoiato un guanto e lattice appena sfilato da uno degli operatori arrestati. L'indagine è nata dalla denuncia da parte dell'ex direttore sanitario presentata il 17 luglio dello scorso anno, con cui erano state messe in evidenza non solo presunte irregolarità dal punto di vista amministrativo e contabile, ma anche e soprattutto presunti maltrattamenti e le condizioni drammatiche in cui versavano gli ospiti, 23 in tutto, tutti affetti da disabilità fisica e disturbi psichici. Da diverse intercettazioni però si comprende che all'interno della struttura di Castelbuono diversi operatori fossero consapevoli che i metodi utilizzati non sarebbero stati leciti, in particolare in relazione al continuo isolamento dei pazienti nella cosiddetta stanza relax, che, come sottolineano i militari, sarebbe stata invece una cella di costrizione, nonché alla somministrazione di copiose quantità di farmaci. Vengono ammazzati di farmaci la notte, a quello lo stavano mandando in coma per le gocce che gli davano, ammette un operatore sanitario. La punizione te la devi dare da solo, non mi abbracciare e non mi chiedere scusa, appena torno mi devi dire che punizione vuoi e te la devi decidere da solo. Questo è quello che una delle indagate avrebbe detto ad un altro dei pazienti, e una delle punizioni era proprio quella della stanza denominata Relax. La Guardia di Finanza ha monitorato cosa sarebbe accaduto ai pazienti che sarebbero stati portati anche quotidianamente nella cella. Uno dei disabili il 29 agosto dello scorso anno sarebbe stato accompagnato nella stanza alle 19:58 scalzo e avrebbe iniziato a lamentarsi gridando e agitando le braccia, rimanendo per un paio d'ore completamente al buio. Avrebbe chiesto di poter tornare a casa. La sera dell'11 ottobre 2020 sarebbe rimasto all'interno della cella per 8 ore e sarebbe stato offeso ed umiliato con durezza, malgrado le sue insistenti preghiere per uscire, e la sua disperazione sarebbe stato totalmente ignorato, tanto da ritrovarsi costretto ad urinare per terra. L'11 gennaio, assieme a questo paziente, sarebbe stato recluso nella stanza anche un altro ospite. Il primo si sarebbe tolto la maglia, che sarebbe stata indossata dal secondo, prima che l'altro la recuperasse con la forza, portando l'ospite a battere la testa contro le pareti. Sarebbe intervenuto uno degli arrestati a riportare il cosiddetto ordine, ma prendendoli a schiaffi. Il 2 settembre dell'anno scorso, a finire nella stanza, sarebbe stato un altro paziente a cui avrebbero detto «muori qui dentro». La presunta vittima avrebbe pianto implorando di uscire, battendo i pugni contro la porta e gridando «mi sono fatto la pipì addosso, aprimi per favore, aprimi, sento freddo, sono nudo, devo andare in bagno». L'unica cosa che avrebbero fatto per farlo tacere è quella di avergli lanciato un pigiama, ordinandogli di vestirsi unicamente da solo. E oltre 2 chilogrammi di droga con 2 arresti sono stati fatti nel Messinese. Nel corso di mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, ieri pomeriggio i poliziotti della squadra mobile di Messina hanno arrestato una donna di 57 anni di origini rumene e un calabrese di 31 anni, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo l'ipotesi accusatoria, che dovrà trovare conferma nelle successive fasi del procedimento, la donna, proveniente da Reggio Calabria, portando con sé un borsone sospetto, si sarebbe incontrata in una via del centro di Messina con il 31enne, al quale avrebbe consegnato il bagaglio. Investigatori, insospettiti dalla situazione, hanno immediatamente bloccato i due per un controllo. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire e sequestrare all'interno del borsone 4 pacchi sottovuoto contenente sostanza stupefacente, risultata essere il successivo esame narcotest marijuana dal peso complessivo di 2 kg. L'uomo invece è stato trovato in possesso di una somma di denaro pari a 5.300 euro. I due pertanto sono stati arrestati e su disposizione dell'autorità
dell'autorità giudiziaria, ristretti nelle camere di sicurezza in attesa di giudizio per direttissima che ha avuto luogo nella giornata di ieri. Nel corso della relativa udienza l'autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento di arresto e ha disposto l'applicazione della pena su richiesta delle parti. Si precisa in ogni caso che il procedimento è tuttora pendente e che in ossequio del principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario anche nell'interesse dell'indagato. E si è svolta ieri presso il Museo di Santo Spirito la cerimonia dei 70 anni di fondazione della sezione AIA Associazione Arbitri di Agrigento, tra i presenti anche il vicepresidente dell'AIA nazionale Avvocato Duccio Baglioni, i componenti nazionali dell'AIA Nicola Cavaccini e Katia Senesi, il presidente regionale degli arbitri Cristina Anastasi, con la commissione regionale al completo, i presidenti delle sezioni siciliane arbitri, importanti esponenti del calcio siciliano, della LND e della FIGC. Ha seguito per noi l'evento Tonino Butera. Al 70° anniversario dell'AIA di Agrigento c'è anche il vicepresidente nazionale Duccio Baglioni, venuto qui ad Agrigento per onorare questa bella festa. Cosa ne pensa di questo movimento e di questa sezione? È un movimento importante, sono felice di essere qua oggi a rappresentare tutto il Comitato Nazionale ad Agrigento per il suo 70° anniversario, una sezione storica, una sezione radicata in un territorio non facile dal punto di vista arbitrale, ma che ha visto tanti arbitri raggiungere livelli importantissimi a livelli internazionali e dirigenziali, tra arbitri e anche assistenti e osservatori. Sono felice soprattutto di aver visto appena entrato, sono appena arrivato, tanti giovani, tanti ragazzi che sono la nostra forza, il nostro futuro, coloro che ci danno la linfa per portare avanti un progetto importante. L'AIA va avanti, ha compiuto 110 anni quest'anno, l'abbiamo festeggiata con 110 ragazzi di tutte le regioni italiane, oggi siamo ad Agrigento a festeggiare giustamente il suo 70° compleanno. Anche Katia Senesi del Comitato Nazionale dell'AIA è voluta essere presente per questa manifestazione dei 70 anni della AIA di Agrigento. Un bel ricordo comunque. Un bel ricordo e un bel punto di partenza anche per tutti i nuovi associati. Questa è una sezione che ha una storia molto importante, una storia che noi oggi celebriamo e che non è che celebra soltanto il passato, ma vuole essere anche poi una sorta di evento per impegnarci per il futuro, quindi per augurare a questa sezione almeno altrettanti anni di quelli che ha appena vissuto. Di che cosa si occupa Katia Senesi in seno all'AIA? Io faccio parte del Comitato Nazionale dell'AIA e all'interno dei progetti che seguo ce n'è uno che a me sta particolarmente a cuore, quello dello sviluppo dell'arbitraggio femminile all'interno della nostra associazione. È un tema particolarmente caro non solo a noi, ma lo sviluppo del ruolo della donna all'interno dello sport sta diventando una materia centrale per tutte le discipline sportive, ma anche al di fuori dell'ambito sportivo. Le donne rappresentano un'opportunità e non un ostacolo. Cosa può dire alle ragazze che si vogliono avvicinare allo sport dell'arbitraggio? Ma dico che sicuramente è un'opportunità che dovrebbero cogliere, perché questa è un'attività che ci forma, ma non soltanto a noi donne, un po' a tutti, ci forma a 360 gradi. Le donne hanno l'opportunità in questo momento di fare qualcosa di importante, perché il calcio in questo momento è pronto, il mondo del calcio è pronto ad avere un arbitraggio e una terna femminile, quindi non soltanto un arbitro donna al centro del campo, ma una squadra di professioniste preparate, atlete che sappiano dimesticarsi in un ruolo che storicamente non appartiene a noi, ma che noi possiamo contribuire attraverso la nostra esperienza a rendere migliore. Beh, nella bella location del Monastero Santo Spirito è presente il presidente regionale dell'AIA, Cristina Anastasi, ad onorare i 70 anni della sezione di Agrigento. Sì, una bella occasione per manifestare insieme questa bella ricorrenza, insieme al presidente Gero Grago, tutto il consiglio direttivo e gli associati agrigentini. È sempre bello ricordare gli anni che sono passati per guardare con una nuova prospettiva al futuro,
con obiettivi sempre più grandi per la nostra associazione. Un'associazione che quest'anno si è pregiata della sua presenza, una presenza femminile, forse non era mai successo. No, è la prima volta appunto in 110 anni di storia dell'AIA, un presidente regionale donna insieme a Graziella Piratore del CRA Emilia Romagna, quindi siamo 2 prime donne, ma è proprio perché vogliamo essere d'esempio affinché non ci siano più prime donne e sia ormai una consuetudine. Questa prima esperienza da presidente. Tanto lavoro da fare, tanta organizzazione, ma i ragazzi sono entusiasti, i campionati sono importanti, i nostri campionati siciliani di eccellenza, promozione e prima categoria sono sempre uno step importante, ma gli arbitri stanno rispondendo bene e ne siamo orgogliosi. Al 70° anniversario dell'AIA di Agrigento c'è anche il vicepresidente nazionale Duccio Baglioni, venuto qui ad Agrigento per onorare questa bella festa. Cosa ne pensa di questo movimento e di questa sezione? È un movimento importante, sono felice di essere qua oggi a rappresentare tutto il Comitato Nazionale ad Agrigento per il suo 70° anniversario, una sezione storica, una sezione radicata in un territorio non facile dal punto di vista arbitrale, ma che ha visto tanti arbitri raggiungere livelli importantissimi a livelli internazionali e dirigenziali, tra arbitri e anche assistenti e osservatori. Sono felice soprattutto di aver visto appena entrato, sono appena arrivato, tanti giovani, tanti ragazzi che sono la nostra forza, il nostro futuro, coloro che ci danno la linfa per portare avanti un progetto importante. L'AIA va avanti, ha compiuto 110 anni quest'anno, l'abbiamo festeggiata con 110 ragazzi di tutte le regioni italiane, oggi siamo ad Agrigento a festeggiare giustamente il suo 70° compleanno. E la SEAP Dallicardillo comunica che la schiacciatrice Serena Moneta non fa più parte dell'organico della squadra di Aragona. La separazione è consensuale tra il club aragonese e l'atleta originaria di Tradate, in provincia di Varese. La società del presidente Nino Di Giacomo rivolge alla Moneta un sentito ringraziamento per l'impegno profuso nei 3 anni di permanenza alla SEAP Dallicardillo Aragona, negli ultimi 2 con i gradi di capitano e la formula i migliori auguri per un ottimo proseguimento di carriera. E passiamo al calcio con un servizio di Carmelo Lentini con una panoramica della eccellenza alla prima categoria. Enna Acragas, salvo imprevisti dell'ultima ora, si giocherà regolarmente allo stadio Gaeta. La compagine di Sebi Catania, dopo 6 gare saltate tra Covid e nebbia, è pronta a scendere in campo per affrontare la capolista Acragas. Si tratta dell'ultima gara del girone di andata, ma questo non vuol dire che i punti in palio non siano così importanti per entrambi i club. Non è un caso che per questo match sia stato chiamato un arbitro che proviene da fuori dalla Sicilia. Dirigerà infatti l'incontro Leonardo Falleni di Livorno, con assistenti Alberto Fiore di Messina ed Andrea Calanni di Barcellona Pozzo di Gotto. Ma vediamo alle ultime novità di calciomercato che sono state effettuate in casa Acragas. Dopo il portiere argentino Dom, andato in promozione con il Modica, la società di Templi svincola altri calciatori. Si tratta di Corrado Montalbano, David Biancola e Giulio Pardo. Nel contempo ha provveduto all'ingaggio del giovane portiere Samuele Scannella, che torna in biancazzurro ed è un classe 2004. Lui proviene dal Pro Favara e il centrocampista Luca Liguori, ex Castrovillari, in Serie D, anch'egli classe 2004. Ma ancora non è finita, perché si pensa che possono esserci altri arrivi in casa biancazzurra. Intanto il calendario dell'ultima giornata di andata propone un derby agrigentino, Pro Favara Casteltermini, mentre gioca sul proprio campo l'Unità Sisciacca che ospita il Parmonval. Altre gare di un certo peso sono Nissa Mazzarese ed Oratorio Marineo Canicattì. Nel campionato di promozione Girone A torna a giocare in casa il Raffadali con il Partinico Audace dopo l'inopinata sconfitta subita sul campo dell'ultimo in classifica, vale a dire il Villabate.
Gara esterna invece per il Camarat, che cerca punti sul rettangolo di San Vitolo Capo. Per entrambe le compagini agrigentine la classifica inizia un po' a preoccupare. Nel torneo di prima categoria ben 3 partite si anticipano al sabato e 2 interessano proprio le agrigentine. L'Atletico Favara infatti ospita il Bruscolere e lo Sporting Termini, mentre l'Empedoclina gioca a Sciara. Domenica il Gemini affronta sul proprio campo il Master Pro, mentre rinviata per lutto e non poteva essere altrimenti la gara Ravanusa-Bagheria. Infine il presidente della Lega Sicola, Sandro Morgana, ha disposto su tutti i campi siciliani sabato e domenica prossimi, prima dell'inizio delle gare, in segno di rispetto, un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime della tragedia di Ravanusa. E chiudiamo il nostro telegiornale con le condoglianze che fa la nostra redazione al collega Lello Casesa, alla moglie Alessandra, per la perdita del suocero Renato Taverna, di anni 86. I funerali si svolgeranno lunedì prossimo presso la chiesa di San Gregorio Agrigentino in via Cavaleri Magazzeni alle ore 15:30. E questo è tutto per l'informazione di TVA. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione.